RCFM d'Idea Ostra, Giancarlo Marsini. Buongiorno a tutti e a tutti e contento di ritrovare in Antalonde a Frequenza Mora, contento e un saluto a quelli che ci vedono a domenica in Via Stella. Allora, di sicuro come ogni martedì sapete è un'emissione appena particolare, posto che abbiamo piacere di avere un'invitata oggi. Nadia ha parlato qui a poco, ma prima voglio salutare Tony Giaffari che si occupa della tecnica, c'è Patrizia Gambone che è la baspetta del nostro telefono, se volete partecipare basta comporre il nostro numero di telefono, a regia assicurata da oggi da Nicola Di Giacomi e poi aspettiamo dunque. Allora, la nostra invitata oggi agonisce più che bene, ogni tanto si trova d'altronde qui a Mobiazza per un gran piacere di nostra amica auditori, canterina, riconosciuta con una voce particolare, interviene in questa cronaca nella Frequenza Mora di antememoria, 20 anni in scena, fando in appena Deadrina, tutto che ha già da spiegare. E Angela Podentini con noi. Angela, buongiorno. Salute e a ringraziarvi di seguire e di passare una stonda. E poi a salutare Marc-Andrea Castellani, no? Salute a tutti. Mi fa appena bizzarro, perché ogni tanto si deguia a Mobiazza, cioè di cose me le so. Marc-Andrea che è qui per accompagnarvi, perché avremo piacere di sentire due canzoni forse? Può essere. La chitarra è pronta. La chitarra è pronta, d'accordo. Allora, come di regola, invitiamo di sicuro i nostri amici auditori a partecipare, se avete qualcosa o a domandare o una testimonianza o se volete semplicemente chiacchierare per noi guardando, la sarà con piacere. Prima un momento che faccio di regola ai nostri amici, ai nostri invitati, l'emissione, allora, di sicuro che tu conosci, perché voi conoscete, ci mai di voi, posto che si mudre. Allora, il vostro barre, non l'emissione, posto che a tempo, a eseguita e poi a tempo avete avuto l'occasione di vala. Desse nentre fora. Ecco. Allora, fora trovo che un appuntamento sociale riesciuto. Sociale è interessante a parola. Appuntamento sociale. E questa è ancora dentro, me ne sono vista, posto che c'erano abituati e poi ci sono sempre, disgraziatamente, certi abituati se ne sono andati all'altro mondo, ma è un appuntamento sociale, penso, soprattutto per gente che non sortono mica i gas e hanno su momento gusti per sperte tra delli, per poter usare, per poter dire di maniera più libera e a tempo in un ambito nostrale e d'affinità culturale, dunque è un affare assai riesciuto. E quando tu sei, dice quando tu sei qui a Mobiazza, ho fatto di scambiare con l'auditore, non so come risenti tu sa funzione? Allora, ti senti quello che faceva lei a Tradelli, ma fatta fine non ho mica bisogno di me. Perché una volta che li sono in talonde, allora si stanno assente, uno aspetta l'altro, quando mi è appena abituato, dico, c'è un tale che aspetta, c'è un tale, allora se lo sente, e poi certi richiamano, perché chi certi non hanno che questa fama ne ha senso di l'occupazione, chi sono case, chi sono ritirati e chi sono veramente completamente impegnati e disponibili per l'emissione. Come visite scontri, trovi con Marc-Andrea, sa collaborazione artistica, allora prima dammi un dobare, poi dopo domandare a Marc-Andrea. Allora, Marc-Andrea è una delle prime volte che l'ho visto in Morosaia, con Roland Frias e Carlo Tarini. Il famoso Roland Frias, sì. Ecco, dunque, facevano un'animazione in Morosaia e ci siamo scontri, mi pare anche che avevamo mangiato tutti insieme, perché chi diranno gusti per a causa, sempre alla stessa, quella è la nostra patria, quando la via propria tutte le forme, dunque diranno gusti per la sua gioia Paolina, da quale sono impegnata anche io con la mia famiglia, dunque io scontro sto giovane tutto qui e dopo poco a poco, dopo ci siamo rivisti qui e aveva questo progetto di festeggiare 20 anni di canto, dunque ne abbiamo parlato, poi abbiamo cominciato a fare qualche serata, qualche piccola faruccio e poi piano piano ne siamo giunti a oggi, ma l'affare si è fatta di berretto, finalmente. Intanto che specialista di canzone, che ci vuoi non ta oggi particolare, non ta un percorso in Angela?
Beh, Ondula Potentini, Beh, in primo luogo diceria la bigineria Penuccia, ciò che l'ha potuto va Pedro a una certa epoca, quel fuci, fare un'uberte di saiante che sono stati diceria di due lati di un fondo guidici, vale a dire, potrebbero essere quelli da cui si raccoglie la tradizione, poi a tempo quelli che a vulgarizzano, che a trasmettono al pubblico di questa capacità vocale, soprattutto di trasmettere. Non si ritrova dans tout bio. Non esiste quasi più. Io penso che a cantare il canto tradizionale veramente con questa maniera di lampare voce, vedi, di dandela all'aria. Una sguida particolare. Una sguida, e poi dopo a piccola rucata che giunge, che rialza la voce. Sta voce, un mistero a natura, che lo diceva Pietro Galfucci, penso che è una delle ultime, Per disgrazia, e per disgrazia. Quanti fiori. Approfitta. E ma sta sento una prima canzone, questi un canti mica, ma di un archio ai France 3, e vogliava passare perché questi si nanta scena, era l'occasione di un concerto, l'apertura dell'Albor in Bastiglia, con Pedro Guelfucci, c'est tutta bene di questa canzone a questi fortunato. Sono assai contenta di su Ridaio. È importante di aver avuto la possibilità di sperte a scena con sommi gusti. A scena sì, assai, ma soprattutto di aver avvicinato a persona e a soversura, che era particolare. Allora, stiamo assente fortunati, Ondula Podentina, vostra invitata, con Pedro Guelfucci. Oh mio chi sono innamorato e quella di due capelli, i dolci tanto allegri scimisciano i direlli. Adi la franchigiana e oso tu esci cambiata, forestieri e paesani a tutti si rimercata, tutto ognuno si umana igual sì, l'annamorata. Scrive nudo nome da sopra tutte le stelle, in paese più ne nasce come te, balle di dele, fortunato sarà quello che ti me terrà la nedo, fortunato sarà quello
Pedro Guelfucci, anche la potentina vostra ambidata, bella emissione di Idea Ostra. Pedro Guelfucci, una parola che manca assai, al di là di sua presenza fisica, ma poi anche un paesaggio artistico è una voce che manca. E ha lasciato un abisso, che poi così se ne è andato una girata occhio. Allora, una telefonata proprio vi sentiremo cantare, enfin, ti sentiremo cantare accompagnato da Marc-André. Amado è con noi in una parata e vi salutiamo, buongiorno. Salute e saluto a tutti. Salute. Saluto a ma. Sempre così e preso negante. E che lavora, ecco. Cercheremo. Eccoci. Volentieri a saluto oggi è la vostra invitata. Lo mister Radio Muto, posto che ella si è cansata e appena in casa sua ci ha fatto più di una prova. Eccoci per ella. Oh, bravo, ben ringrazio Amado. Ah, o specialista io allora. Saluto a Mercandia. Salute amico. Eccoci. E poi mi chiama una parata è conosciuta, ci ha cantato in San Gavino. E conosco anche le montagne. Batti sempre i suoi dolori questi. Ci avete amici in San Bertolo. Amici di 30 anni. Eccoci. Allora, qualche parola così. Allora, due o tre parole così, perché dopo anche c'è una espressione che fa a Maietta Ansora, sentirete magnifica, ecco. Tagliarsi un pane in petto, questo si taglia un pane in petto. Allora, il senso di... Una persona che si taglia un pane in petto non è mica in pena, è una persona che si trova. D'accordo, non ne manca nulla, il senso è questo. Non manca nulla. Rano a petto e rillo. Allora. Questo è un rano che non è mica una duaglia, è rano a petto e rillo. Vuol dire che non è mica... Non è mica cresciuto come lo giuria. Si è guastato più o meno, io. È così. Questa persona ha candela in petto. Ah, beh, questa si capisce bene, penso, anche chi... non c'è mai bisogno di spiegare. Si capisce bene. A chi un capo, a chi un petto, ognuno usa il vetto. Oi, ognuno capepetto. Sapete d'accordo? E così vi lascio che così a chiamare, vi saluto e a trovarci. Allora, ringraziabile, a bene. A bene. Abbiamo un'altra telefonata con Maddalena e poi dopo vi sentiamo cantare. Hai detto? Maddalena, buongiorno. Salute a tutte e tre oggi, ce la dico. Salute. Salute a tutte e a tutti. Mi piaceva che Patrizia non gli mi canteso a Amado, giusto a Vino, non so, ha fatto qualcosa per ognuno o no? Come sempre. Allora, per questo ho sentito in un tuo podcast, perché io sono mica di domenica, Cristo Santo, sono bidato, non tu puoi raggiungere. Domenica con tu è Pasqua. Allora, non c'è mai, non c'è mai ripigli, no, riplay. Allora, di l'emissione questa, non credo mica, ma c'è la possibilità di di ridurre i ribi l'emissione, questa sì. Allora cercherai. Bon, allora andiamo anche io e mia cosa, sapete, è molore, C'ho le occhiacciole. Ci merita, allora, no, sono di facella, quella la chiama. Allora, direi così. Vi saluto, cara amica, con piacere e grande affetto. Oggi giorno con riga, che io do molto rispetto, per una che poside fra tutte le più compiute. Corsa d'anima distinta, portate alto un canto, con una forza mai vinta e una voce d'incanto che ci porta in un mondo a tempo lebio e profondo. Zuccato è il vostro viso di una pedra divina. L'angelo di paradiso l'hanno fatto a Madonnina e di un nostro terragno corso e mediterraneo. Ecco. Wow, Maddalena, so commossa, vi ringrazio, ma non so più ciò che hai, lascia parlare di un canterete. Allora, due parole per Marc-André, Gorcio. Non mi sentite mica obbligata? No, pedevugione. Un buon raccio di Castellani. Allora, Castellani a te. Allora, che bastia, con solo non ci stia. Allora, Marc-André, l'unico vogliazia, intreccia storia di canzone, Podino, grande storia di chitarra e lusona,
di agosto, che a memoria, don di sport, facevo commento e di tutto alla consanto. Vabbè, Vi ringrazio. è stata pensata, eh? Vale contro un CV questo, Vabbè. allora, magnifico. Per andare, Vabbè, allora, mi ricordo di un'emissione, facevo un pezzo, che non so più chi era consacrata a voi o Angela, e contava di che si dappertutto da questi continenti a fare scuole di musica e così. Giusto appunto, puoi rispondere voi. Dopo il lago. E quando c'era una persona che volia a tutto conto, che voleva fare carriera quasi, come si chiama, no lirico. Il professore al conservatorio di Bordeaux. Di Bordeaux, si chiama poi- Jacques Schwartz. Ecco. Yeah. E poi un bello giorno, non abbiamo vissuto, mi si un qui, Yeah. e questo è qualcosa che mi ha fermato, non mi sono mica scordata. E giunto, un santo che cantava, una chiesa, no? Ha detto, ho capito. Ha capito tutto. Ho capito tutto perché chi poi si è tornata qui e aveva quasi la lacrima all'occhio. E beh, di una storia particolare che mi ha marcato anche a me perché aveva 20 anni. E questa persona così voleva tutti quanti fammi entrare nella scuola di solisti di Marsiglia, ma di lirico. Bon, il lirico non risento mica di così. È così. Dunque la Duettino ha detto c'est pas possible, bon, c'est du gâchis. E poi è giunto una sera in ben sull'asca, allora in più era smisurato l'uomo perché faceva 150 kg e 2 metri alto, era un basso terribile, una voce lirica, e è giunto a ben sull'asca così, e uega fa dopo un concerto è venuto e mi ha detto j'ai compris, je te dirai plus jamais rien, ha detto. Bon, rendete conto, questo è qualcosa di incredibile. Ecco, allora lasceremo a parola all'altro. Vi saluto e continuate. E a ringraziare tanto Maddalena. Arrivato forte. Come è che hai abbiato la decisione e poi a che età di Berta a seguire i corsi gusti in Bordeaux? Per dirti la verità, io dando non era mai sortita dai corsi e poi conoscevo chi sia che era qua e sono andata bene appena. Era per me appena una scusa di andare a Belgio che lo si passava in continente, dico francamente. Comunque ho passato una prima annata, bultava tutti i mesi, anche forse anche certe volte anche una volta al mese. Ho passato una prima annata così di scoperta, appena di scoperta di vita, e sto vogliamo scusa seria, di andare al conservatorio 2 o 3 volte a settimana, ma ho capito subito che non era mica. Infatti avevi risentito il bisogno di insulcare appena una. E tagliai un affare, c'è stato prima per me e poi c'è stato dopo. E penso oggi che per accorgersi che noi siamo qui a bagno dell'olio, tutti quanti noi siamo a tutti i livelli, ciò l'anda bene come li campano i giovani di a scuola e a vita, perché quando tu ti trovi in Cheruglio, in una grande città di Francia, poco importa qual è, non si più né figliolo né cugino di Nimmo, non si più nulla per Nimmo. E tanto, tabelli, c'ho la bella campata, penso che la bella campata è di voltare ed accorgersi ogni giorno che campiamo qui non tra i più belli luoghi del mondo. Tu l'hai risentuto come un esilio, Radio, appena, di noi? L'ho risentuta come un'esperienza di ancubiento, perché quando tu sei solo un continente a 18 anni non si è mica maduri a tutti i livelli, e poi la vita ti porta a fare affari, a scontradiante, e poi a maniera di reagisce non è mica quella come so va, ma questo è io qui a vita, quando vita andando, l'affari certi dicono i vecchi, dicono io le per principiare con tutto ciò che so va, ma questo non è mica io qui a vita non è mica fatto così. Dunque ho passato anche quei momenti offi, ma quando ho capito che era l'ora di ultà, perché ho passato 2 anni a Bordeaux e poi un anno che mi compio in Parigi. L'ultimo anno sono stata in Parigi, qualche mese, e tanto una mattina mi sono alzata e ho detto stamane, c'ho la prima decisione, altrimenti ci lascio la ghetta. Yeah. E tanto me ne sono andata e mi ricordo, era garca, io ho visto che uno a mantuno a redo e biediavo, eravamo di giugno, 24 giugno, io non sono giù, biediavo non a quello che Rudio, Jean Jaurès, un caldo amore, e guardavo i mobili perché era così carca che un puoi fare altrimenti critica la Ugabo, e a ogni bene, mi ricordo come se l'era ieri, a ogni bene diceva, che per me non mi piano più. E me ne sono giunta in casa e bella contenta, sicura che avevo aiutato io così che mi aspettavamo a casa, un monì, un moabo, ma penso che per tutta la gioventù di Berta, anche se non è mica io 3 anni, qualche mese, qualche tempo, mica in vacanze, altrimenti,
a scoprire a vita a stro A fare un'esperienza. per portare essere sicuri di essere a sua piazza. Ecco. Allora, ma abbiamo forse un'altra telefono, ma dopo, se tu sei d'accordo a questo momento dell'emissione, sentiamo una canzone, non so se forse c'era o una creazione o una più tradizionale. Marco Andrea. No, beh, Cominceremo per la tradizione. si devo gli tradizione. artisti, e poi andremo un festival di Agomo Santo. Allora, quando volete? E ritiro. O svegliati la mia musa che ti dorme tempo anno sorti fuori un sta più chiosa che va bene l'uerrano a stagione un'è confusa l'arbori fiorisceranno l'arbori fiorisceranno spunteranno l'isofiori e la gelli canteranno respirandosi l'odori i merli che sono lontani sopravvisti favori era per tutta circa me pascura per i bingoni e mi son lasciato un gabbiane da stindegni cacciori e da qui piange sospiro lontano a lumio e da qui piange sospiro lontano a lumio O Merlo Nero, e comunque di udito lui questa canzone. Da dove viene questa voce? È di famiglia, o do abo, o do zio? o meu abu cantava Perché assai. hai fatto e vire, e noi, questo Ie. forse è tanto che l'orecchia piano piano si è fatta. E sono sempre stata a bagno de uganto. O meu abu cantava era assai appassionato. O meu abu cantava. Non sabia mica cantare in padiello, o meu abu, perché gli piaceva cantare solo, non aveva mai imparato a cantare, non era mica abituato. Dunque, gli piaceva a padiella, ma non ha mai fatto sforzo a impararla. O meu abu cantava le canzoni idando, Stammi vicina, tutte le canzoni dei fratelli Qua Vincenzi. sei soffio, Assai soffio. Aveva una voce budante. aveva una voce di tenore. E lui nu, quando le era zidello, le era stati proposti di Berte, ma diceva sempre a me mi piacevano ed intendo le gabre. Dunque, E dunque, non so, quando tu canti questi, hai una riverenza, pensi a qualche sia, non so. beh, se tu vuoi, penso che l'espressione si è fatta con l'anni. Questa canzone qui, so di canto qui a 10 anni, non sarà forse mica tutta fatta la stessa. Perché a oggi è seguita o è cudo. E beh, quando sto a sentire il mio primo disco, che quantunque ha quasi 20 anni, ma bego, certe fare mi scomuovono in u, mi facciano tremare la recchia perché a non li verrebbe più così. Penso che veramente c'è un grande musicante che ha detto una volta, la voix è il muscolo dell'âme. Ma è ciò che tu campi che tu canti, di tutte le maniere, o di gioia, o di bene, o di vanità,
ciò che tu campi ganti, e è così che la sorte. Ma comunque si cuscente, se posso dire così, verso naturale, quindi mica a maniera di cantare, subito o mi riconosce a oggi, anche a Chiosotti, Gerardo. Dunque, Allora, cuscente una so, ma ringrazio a Dio. non cerchi mica a cambiare la sua voce così, a farla più moderna, più adattata. Manca appena perché è ella che mi permette di dire ciò che hai incanto, se tu vuoi. E non ho mica merito, questa la dico sempre, e io dico sempre, perché non ho mica lavorato a oggi, se non so se piccole incise, come ho detto prima, ma senza conseguenze. E ringrazio veramente a Dio di avermi dato e all'universo, perché è un affare che ti porta. Quando, per esempio, quando canto o Dio vi salvi Regina per un morto, non è mica sempre lo stesso, ma quando la c'è magia, quando un momento di così come la da esse, mi sento bisogno per i bei, come spiegati. Beh, c'è qualcosa che mi pare certe volte che so io che di che sia che canta attraverso me. Beh, gioco lui. È come un'abitazione. Bon, voglio mica parlare, ma no, ma capisci, gioco lui. Non ho mica merito. Ecco. Ciò che si chiama canto di vita. Canto di vita. Semplicemente. Andiamo in Castivago con Diago Musanto, che salutiamo. Diago Musanto, buongiorno. E saluto a voi, saluto a tutti c'è, tanto Angela, amigaccia, Marcandio, ne parliamo. Salute. Un omone di media e di tutti io. Alla corta faremo allora. Mi ringrazio Angelo di aver cantato questa canzone con verso non sta, con verso di prima, perché questo è veramente un verso non sta. Allora io raggio così. Angela l'hanno chiamata, culo è oggi cristallina, bella chiara e sforgolata, ella è la più divina. Fa che nasce l'emozione, con le sue canzoni. Corre come una fontana, dalle montagne di tenda, come l'acqua sterpa pane, quando si face merenda. Si può dire che un tesoro di nebbio e di concadoro. Dici radio perché io mica uso più per cantare così, Quando sento la voce, con tanta armonia, mi pare che l'universo sia tutta poesia. Sogneglia, pace e fiori e amore in tutti. Su Mineglia, pace e fiori e amore tutti i curi. Angelo di un paradiso, di meglio che si può dire, uso cante un delisio, quante la cantavo Maria, tanto sacro e profano è sempre lo più soprano. Che tu sia benedetta, tanto in terra che in cielo, e sempre ad augetta sia per tutti un delisio, quanto canta la mente e pagelle, canti d'amori e nannarile. Ecco bene, a nostra amica ne ringraziabi tanto amico. Mi ringrazio veramente. Se avevi bisogno di essere riconfortato, penso che a terapia o dai. A ringraziabi assai come usanto per se le parole per su pezzo di canto in noi. Vi ringrazio, a presto. Simonoi. A beige. Posto che è l'emissione, allora forse una nunda che bergo do barcorso, insomma, voglio avere una pensata per Usavio, ti ricordi Usavio che quando ero di Tisanti era... Sono andata bene. Anche lo Ioannino. Ma io Ioannino conoscia già, ma Usavio sono quella da bene una volta nel era fuori di mondo, una persona straordinaria.
Volevo giusto sa pensata così. Marc-André, oggi è vero che oggi la in francese sono standardisé, forse che il di nuovo fenomeno di televisione si assomigliano tutte, The Voice, eccetera, eccetera. Come, mica ad analisi ai radio di una voce come quella Angela, di intemporale, non conosce mica tempo ai radio, o forse può essere anche una voce in questo mondo appena standardizzato in radio. È complicata, Ma l'accorda, no, ma mi pare interessante, mica perché la giù pensata io. È interessante assai. Chi posso dire, penso che, come tu dici, c'è una standardizzazione perché la potenza di media, ma io, che lo geo non è mai esistito in questo radio mondo. È vero. Non c'è mai stato, voglio dire, una capacità di via i idee di giochi e di imbudrarli così di una cultura dominante. Normalmente a piazza di l'ambito di parenti tutto dell'educazione di fiori, di idee, era assai di più importante non so. Dunque è logica che ci sia questo fenomeno di lavatura, posso dire, di giocherà oggi. Dunque, io penso che l'originalità di cose quando è in arte propone qualcosa di particolare, che non si assomiglia mica al resto. Di questi che lo si merca uso tempo. Avete una fiumara e poi avete quella scaglia che sorte dal fiume, ed è questa che fa un adelo che parte il lato e che darà l'altro fiume di più tardi. E io credo all'importanza dell'originalità, credo all'importanza della memoria e credo di no al pericolo della standardizzazione. Ha giocato anni fa, perché era interessante la risposta. È tremendo, ha un talento, Dio lo guardi. Sa fa tutto. Allora, metto una canzone qua, un'interpretazione che abbiamo fatto a due con Carlo Tarini, era in due a guidare l'emissione. Non facciamo nulla senza Marc-André. Voilà, l'emissione che facciamo insieme. Ho combattuto lenta. Ecco, dunque con Carlo Tarini, Lettera Frade, lo stemma a sentire questa canzone e giri due mots. Ti scrivo a te, fratello paesano, e diti quanto è triste il mio cuore. Mando assai sospiri e ti stendo la mano, ma la mi torna ad un segno d'amore. Volta di guerra su me, t'aspetto a luerano. Lascia più fratello tempo corre, avvicinati a me un sta lontano. Abbandi di dolcezza di nostra mamma, illuso corre sempre in allegria, dopo a tanti strati e la Silania, eligeno a me e così sia. Tu un po' lascia l'amore come una per compassione torna una gria, che per l'ultima orta è la di Diama. Se tu faci promesse più ritorni, un suonerà che dolu campanone. Erai mai più fumali vorni, a banca saranno spinto vugone, tu erai straniero
sa fiori in mano, ma lo astone. Ansuga verrai capito, li mio frastorni. Ma senza fiore in mano, ma lo astone. Penso che avrai capito, li mio frastorni. Carlo Tarini, Angela Podentina, Ostrambidad, Marc-Andrea Castellani a guidare. Allora, abbiamo un'altra telefonata e poi così continuiamo insieme. Sei tu, maestro. Ah, io siete voi, i miei maestri. Qualche che conosceva la musica è Josiane in Berchetta. Josiane, buongiorno. Buongiorno a tutti e tre. Salute. Salute. Allora, oggi non posso mai telefonare perché sto radio sempre a Guinea. Oggi per miracolo se n'è andata. Allora ho la possibilità di chiamarvi. Allora, vi stiamo sempre con piacere. Allora, voglio a Angela Potentini a felicità per la voce magnifica, ve la sicura. Gli voglio dire che ha una ricchezza nella, perché alla già detto una volta non ci mi fa fatto caso. Di uso di 40 cantatori portoghese che si chiama Maya Rodriguez. Qui canta la maison sur le port, qui mai pêche la traduta in corso. A Gazaia Marina, a Gazaia Marina. A Gazaia Marina, e dico che se la cantavessa ella, alla stessa oggi, via un freddo della canta. Ah, vi ringrazio. Giusto appunto, ne profito, Josiane, per riomba non ta vostra partecipazione. Ci hai pensato a cantare, non so, d'altre cantatrici come Sauna Agusti o d'altre? Seria possibile qualcosa così? Seria possibile, ma dopo di cantando una lingua che non si capisce mica è appena complicato. O portoghese, non è mica, se tu ci metti. No, non è mica impossibile. Ma canta in francese questa, È vero, e di non cantare in francese. La maison sur le port, canta in francese a Maya Rodriguez e noi. Ecco. Ma Angela Pottentina la stessa oggi, di una fortuna che l'ha. Che questa è conosciuta nemica vedi, ma è un onore di assomigliare a questa che è conosciuta nel mondo sano, Questo è vero. Allora io Angela Pottentina l'ho sempre pensato che aveva la stessa oggi che stava una così. Beh, è un bello paragone, penso che c'è peggio come paragone, è vero. Sì, è tutto ciò che vi voglio io Josiane, vi ringraziamo con tantissimi, buona salute, so che hai qualche pensiero di salute, e poi a piacere. Piano piano. Cioè, qua a Basianza, con il lago, tutto sì. E lungo l'affare alla fine. Tenete forte e a piacere. A ringraziare. A piacere a tutti e tre. Allora, Angela Potentini, parliamo appena di presente, di Brugetti, un tanto all'albore in Bastia dopo una settimana di residenza. Allora, una residenza per quelli che non sanno di tutti gli artisti, i musicanti sono tutti insieme e rivedano su Bossoi così, un spettacolo nuovo, è questo. Di una maniera che non abbiamo mai fatto manche, ma penso che è bella perché permette a tutti di essere a bagno di un spettacolo e di va veramente di precisare dettagli e può essere non un luogo di un spettacolo comunque. Posto che alla fine di questa residenza c'è un concerto. Allora, Bintani Garrier, di scena, scena. Piuttosto carriera, scena, di strada. No, di scena. No, carriera no. No, a me mi pare non aveva mai avuto mestiere, infatti. Ma è un vostro mestiere o... Non so mica, ciò che lì. Diamo missione. La vostra missione. Donc, su spettacolo no, passo a passo, creazione in no. Si fa tutto passo a passo. Tutto, uno davanti all'altro. Allora, vuol dire che in preparazione c'è un disco nuovo, forse un giro di nostra strade? Si vuole, dunque, abbiamo fatto l'albore per aprire appena questa versione qui, passo a passo, dunque siamo 4 in scena. Allora, mintuemo a... Sicuramente, Diedo che ha fatto un all'altro. Dunque, Marc-Andrea,
Marc-Andrea a chitarra, a quale dando a parlare dalla rete perché lui cerchi di avere con noi a Christophe McDaniel, per tutte le regioni che diranno e Christophe ha accettato con piacere, dunque per me è assai importante e onorevole di noi, perché Christophe McDaniel. Faccio così per Ecco, Raffaele Piero. Allora Raffaele Piero non è mica mica previsto. Che tu previsto. suoni il violino a nostro amico McDaniel. Io sono in onda, Aso. c'è un grande regretto, ma adesso è troppo tardi per imparare a suonare. Dunque, Raffaele Piero non era mica previsto subito per questione d'organizzazione, poi all'ultimo ci siamo detti che un violino sarebbe va, dunque Raffaele Piero ha accettato di far parte di studiare qui, dunque è veramente un screno per me nella scena da avere questi tre musicanti che sono qui per questo momento che era veramente all'alboro riesciuto e ringrazio a tutti quelli che sono venuti perché quando sono sortita ho visto tutte queste voci d'affetto che erano qui ma sono stata assai commossa. Vuol dire che a Cortanda ci sarà un disco nuovo, sicuro. Allora Simon Traccia ha prontato con Marc-Andrea, con Christophe McDaniel, in de Christophe McDaniel, dunque avevamo parecchie poesie in travaglio di melodie, parecchia scrittura in noi, dunque Marc-Andrea compone, Christophe compone, fa l'acconciamento in noi, e io scrivo appena, avremo forse altri testi da distribuire, ma finora non abbiamo neanche finito. Dunque su isco escerà, sarà fatto un de Christophe McDaniel, ma escerà sotto la produzione di Rigordo. Chi seguita a Basseggio, voilà. D'aver proposto questa collaborazione qui. Dunque, può essere che lui escerà a fine dell'anno da una sua amica, può essere avanti, può essere appena dopo, non si sa, se Dio vuole, cercheremo di fare per un meglio, ma questo che è previsto. Allora, un'altra telefonata, poi dopo bisogneremo cantare, poi aiutare a due o tre domande a Fabi. Benedetta, uso, buon casinca. Benedetta, buongiorno. Buongiorno a tutti e tre. Salute. Sì. Oggi mi campo. Non c'è mica usato, Mi campo, perché c'è una voce, come tu se ne sente poche, a Stebica, c'è la dilla. E io c'era una canzone che mi piaceva assai, Angela Potentini, e come ieri che non mi scrive, non mandi più risposta. La lettera d'amore. Tu sì, tu non ci corre più la posta. Ma è una canzone antica questa, no? È una canzone tradizionale. Cantava mia mamma, mi ricordo. E dopo la giuntesa cantata da voi, era un piacere. Allora, sì, all'occasione. Ti ricordi appena di qualche parola? Così, giusto un pezzettino per far piacere. Come è che tu non scrivi, che tu mandi più risposta, so che tu sei tu, ne un ci corre più la posta, un foglio di carta bianca dappertutto poco costa. Hai fatto piacere. Veramente. Qui cantavamo con Marisa Nicolai. D'accordo. A me mi pare che l'abbiamo imparata in quelle cassette d'ando di Marisa Nicolai che aveva una voce magnifichissima. È vero. Io c'è voci così, io so che c'era giusto appunto la mia mamma che quando diceva ma ce n'è d'asti, cantano ha detto io cantano ma non mica l'ambio. Bella questa è la formula. Un nano l'ambio. Allora, Angelo all'ambio. Allora io chi sono abituato un poco, chi propongo spesso e vuole la Fontana Molucorso, ne dedico una a Zidella, forse una non da chi vede con Angelo, attenzione. A sapere, c'è tanto tema di l'airone, sapete il sagello che vede i pesci ma che aspetta sempre che ce ne sia il meglio e chi a fine non può più nome e si contenta con un magone. Allora, Benedetto, vi stiamo a sentire se può perché un tempo vi la per questa. La sidella è questa qui. Una sidella piuttosto stizzosa, un buglianda sposa che un muallo è virtuoso, amoroso, ma minca geloso, credulona che ci pretende.
E poi d'alta sterpa si intende, ricco, intelligente, di tutto compito. Or più d'un bello partito li fece la sua proposta, ma nessuno piacque alla donzella, chi si disse nervosella. Ma so che mi pigliano per sciocca, e mettermi tra i piedi strampalate e disereti. E a ognuno trovava un difetto, chi poco spirito, chi naso torto, sdignosa chi vola a suo modo, sempre cerca un bel un luogo. E dopo i partiti d'altro pregio se ne fece avanti di peggio. Signora, chi apro la mia porta, ironizzava Giovanotta, mi credono forse in pena e santo sola, ma non mi manca chi consola. Or con l'anni a nostra vizzusetta perdete fascino e bellezza, e non ci fu più bel fante a dichiararsi fervosa amante. Oramai triste e impensierita, vivia in lo passati l'ore a fine di gioia di l'amore. O tempo musà si erode la vita, e all'isolarmi un c'è riparo. O specchio la dicia la preziosa, è più che ora tanta sposa, ma gulato si nera la celluraro. Allora si arrese al suo destino e ben contenta sposete un malandrino. Ecco ciò che voglio comporre. Vi ringraziamo e felicitazioni perché in te tu sai oggi si sensibile a oggi, a maniera di contare questa favola. Benedetto, mi scusi perché ci manca appena un ma veramente di cuore vi ringrazio. Vi ringraziamo assai. A voi e tanto successo a Angela. Vi ringrazio. Ecco. A Begi. Quelli che ci stanno sentendo a noi a Ramma, i sente vi cantare e suonare di noi una grazia, una canzone che è stata scritta da Giovanni Ramurocchi e che sono ideologi. Allora, una canzone che è stata scritta in realtà di razza in casa e a Uboglio di me. Poggio e poi questa canzone la via e poi un giorno è arrivata a Marcandria, allora l'ha manoscritta da Giovanni Ramurocchi, da Uboglio. Che ci va a tenere l'ha giocata a fotocopia, l'ha giocata a Marcandria. E dunque Marcandria ci ha messo una musica ed è così che è nata questa canzone. Che si chiama dunque Concaor. Allora, stiamo a sentire. Sopra la bocca i tenda venne fatta la tracciata a un rillo settembrino s'allumina contrada di ciao cielo si infiora per una notte parata per una notte parata. E cugia con caoru cui somazzoli incesi mine voglio empie l'occhi di soili paesi l'amore qua passione stasera coi balesi stasera coi balesi. Ni un lupo violetta di risa la nannade c'ha visto a zitellina fai prime sfrattigliate c'ha inteso e voce care a bersale so cantate a bersale so cantate con caoru disceta e dovuntane chi a vita piena e sana ci creschi in domane e chi
tuo amore, salsi a sono i campane, salsi a sono i campane. Bella, magnifica. Conca oro con parole di un amuro che conosceva o Stroabo, o Doabo. Se hanno conosciuti e dopo come le hanno gli stessi anni e poi hanno gli stessi ambio paesano e campagnolo dunque. Una parola in questa musica come è nata, come non so, come è venuta a girare in queste parole così. Già, vi ritrovate con un manoscritto di un amuro che fa qualcosa. Mi penso. Ma sapete così, cercando di far ballare parole, con ispirazione che sono nostre. Come punto di partenza io spesso non ti iscritti così ho difficoltà a fare a meno di pensare a musiche di Giampaolo Boletti perché trovo che da un punto di vista melodico di difficile di fare qualcosa di più compiuto che ciò che l'ha fatto Elo, dunque sta in da semplicità e cercare i cammini di melodie, voilà, di girare per rispettare i scritti. A Contunesia, di Grazione, preparando dunque su Iscunoro, sono tutte fatte o basi tutte? No, sono mica tutte fatte, ne avevamo lì 7-8 pronte e siamo traccia pronta per compiere Iscu. Allora, ciò che è di importante è l'attualità su così, perché da qui a poco, allora abbiamo un'oda, c'è l'Adia il 27 aprile. 27 aprile, dopo una facca in Pigna. In Pigna, legge in maggio. E poi dopo Cardice, ma appena più tardi. Allora, Cardice sarà 17 anni, 21, ma prima ci sarà San Fiorenzo il 8 di luglio e poi ce ne sarà forse altre che Nagasca che torna a Udre, penso. Sono momenti che ti aspetti tu su questa comunione, su scambio con il pubblico o sei sempre appena intimorito o manca appena? Intimorita si dipende di indoenosimo. Sosimo qui, per esempio, qui all'Alboro, sabia che c'aveva assai affetto, assai amicizia, assai gente parenti, gente che conosco, dunque dando per me di un più grosso timore. So non lo conosco nemmeno, mi fa mica manca appena gli stessi effetti. Questa esperienza di teatro che hai avuto non è tanto, insomma, bango. Sono 2 anni. Allora, il teatro... No, ma torna a qualcosa che... Di un'esperienza, di una fare in più che di... A rinnovare mica, Non so mica, può essere, dopo sua partecipazione così, ogni tanto. Di soprattutto una storia d'amicizia con consigliente della compagnia di teatro Libico, conosco poi cosa ciugulella, posto che stanno in un paese qua su di me, e dunque l'ho sempre conosciuti, venivano quando io ero di Lucia a scuola, a fare teatro, a fare i clown, dunque, e poi ci siamo seguitati, ho giocato con lui 20 anni fa in Parigi, non una bezza di Roberto Zucco, tanto. E poi 2 anni fa mi hanno chiamato e ho partecipato a una bezza, allora subito lo scopo era di cantare e poi finalmente ho avuto una più grossa partecipazione e poi soprattutto mi aiuta assai per tutto ciò che è organizzazione, scartavaccioli, ecco, dunque. E se di noi intervenenti in lingua corsa a scuole? Allora, in canto. Allora, in canto, ma allora... avanti a finire l'emissione, a due visioni della lingua, tu sei piuttosto un desiderato da un lato di ottimisti, dai pessimisti, pensi che ce l'ha sempre buono, o dopo si mamma e va mia in noi. E beh, giusto appunto, penso che non dare in piazza a lingua con tutto, la lingua deve essere una lingua piena, mica una lingua viuda, e di appena un pericolo dell'insegnamento, ben che lo ci voglia, perché altrimenti è da perdere, ma sicuramente chi ti insegna la dieba, ma la lingua ce la campala e perché i zidelli biadino e perché la bigli, perché la bici, quando i zidelli non sono mica uduto in l'ambio corso, perché disgraziatamente quelli che sono parenti che hanno 30 anni, a maggior parte non parlano mica, non praticano mica e più importante soprattutto non risentono mica. Dunque questi gusti non devono mica tramandare. I zidelli sono a bagno in scuola appena, c'è scuola corsa per fortuna, questa sì che penso ad Abia e a Brego, ma a scuola tradizionale, ciò che è la buone,
penso che i zideli sono appena a bocca aperta senza troppo sapere ciò che li ricevono. Ricevono perché sono costì, sono obbligati di una maniera di tramandare e di mantenere, come un'altra, e ciò la continua alla questa in uma. Sono mica sicura che il risultato, d'après ça, je crois, perché sono in tau terreno. Yeah. Quando io certe volte a me mi domandano pourquoi tu parles anglais, ma a cauda. Dunque, Royaume anglo-corse, ça vous parle? ma sicuramente Mais chi pas dans cette circonstance. parla di Ugo su casa dei vostri figlioli, penso che è il più bella preghiera che noi possiamo fare tutti quanti noi siamo. Alors, Tadia Ringradia, Adia Ringradia Marc-André, l'aventure continue con il gruppo Valagna, avremo occasione di parlare in sicuro. Siamo noi che ti ringraziamo, amico. Ti prego una lunga e bella strada a Viorino, un bello successo, bene, per belle creazioni. È tempo per me di ringraziare quelli che ci hanno aiutato a fare l'emissione, Antoni, Teo, Patrizia Gambone, Nicola Di Giacomi e squadre Basta Prod. Vi prego a tutti una bella Pasqua, perché normalmente c'è di noi l'emissione che passerà il giorno di Pasqua. Au piacere di ritrovarsi con l'idea vostra e poi l'idea vostra sapete, continuate a regare la vostra presenza e la vostra lingua telefonando, partecipando. Au piacere di questi giorni. Si Dio vuole. A ringraziarvi. A presto. A presto.